Stasera praticamente viene presentata la bozza per l'autonomia in Consiglio dei Ministri, qual è il vostro pensiero? Beh, che è una proposta che assomiglia più a quello che noi dicevamo 2 anni fa, che non a quello che Zaia aveva scritto nella sua legge 2 anni fa. Sono spariti i 9 decimi delle tasse che dovevano restare, è sparito il residuo fiscale e si ragiona di competenze e di costi storici. È esattamente quello che noi dicevamo dell'autonomia 2 anni fa in Consiglio regionale. Un'autonomia così all'inizio, poi nei prossimi 5 anni si dovrebbe arrivare ai costi standard, almeno quello che si evince dalla bozza. L'emendamento sui costi standard lo facemmo noi 2 anni fa e la Lega ce lo bocciò, quindi siamo ben felici se questa bozza, se questa intesa li conterrà, che era esattamente quello che chiedevamo noi. Per noi l'autonomia si fa senza se e senza ma, va portata a casa perché lo chiedono quasi 2,5 milioni di veneti e quando la democrazia diretta parla in maniera così chiara il nostro compito è solamente quello di dare attuazione e da parte del Movimento 5 Stelle questa è la nostra direzione. Quindi d'accordo con Zaia? No, d'accordo con i veneti. Vogliamo vederla prima. Io parlo solo quando leggo le carte e se le carte diranno costo storico vuol dire che non abbiamo ottenuto un euro in più e Il costo storico sembra all'inizio, poi nei prossimi 5 anni si dovrebbe arrivare ai costi standard. io giudico le cose che vedo, le cose che vedrò le giudicherò quando le vedrò. Ora, se è costo storico vuol dire che il Veneto non ottiene un euro in più, quindi è smentita, è stata una presa in giro, abbiamo fatto bene a non andare a votare a quel referendum perché lì erano stati promessi 21 miliardi, non arriverà un euro in più.